Audio. Domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi. È il 278° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 88 al termine. Il sole sorge alle 7:13, tramonta alle 18:45. La luna sorge alle 20:13, tramonta alle 9:27. Il bailo veneto a Costantinopoli, Simone Contarini, comunica al Doge di Venezia che i gesuiti hanno introdotto in Europa la passiflora, o fior di passione. Le previsioni per domani. Tempo ancora in parte instabile, ma con instabilità in attenuazione dalle ore centrali. Nuvolosità in calo con parziali schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni. Fenomeni diffusi al mattino sulle zone centro-settentrionali e montane, dove la probabilità sarà alta, e più sporadici sulle zone meridionali, con probabilità medio-bassa. Poi dalla mattinata i fenomeni saranno in esaurimento, con locali fenomeni residui sulle zone montane e della pianura nord-orientale nel pomeriggio. Temperature, valori in contenuto calo, specie in pianura. Ogni paese del Piave ha sempre molto da offrire a chi curiosamente si incammina lungo le sponde del fiume sacro alla patria. E può capitare che anche nell'unione amministrativa tra due territori le storie e i luoghi siano decisamente diversi, anche semplicemente perché l'uno e l'altro sono sulle rive opposte di un fiume. È il caso di Quero, che dal 2013 è unito a Vas. In questa circostanza ci concentreremo sulla prima comunità, lasciando non per minore importanza ma per sviluppo geografico il racconto della seconda ad un altro appuntamento. Se nella vicina Segusino tracce dell'uomo risalgono a 80.000 anni fa, qui addirittura si parla di un popolo, i Quarqueni, citati già da Plinio il Vecchio ma presenti per costruzioni e statue votive addirittura prima di Antenore e di Padova. Del resto, invitava all'insediamento umano la stretta della valle dove scorreva il doppio Piave, da cui Valdobbiadene, prima che un terremoto creasse il lago di Santa Croce e rendesse unico lo sbocco al mare del torrente fiume. Quero dunque antichissima per popolo ma anche per economia, visto che dalla pietra rossa del Monfenera per secoli si è estratta la calce, come testimoniano diversi ritrovamenti nel borgo di Cilladon. Va ricordato a tal proposito che Quero è composto, oltre che da quest'ultima comunità, anche da quella di Carpen, Santa Maria e Schievenin, da dove sgorga l'acqua che alimenta da quasi un secolo la città di Treviso. Del resto, Quero è intimamente legata alla città del Sile. I ferri votivi del sacello all'interno della chiesa di Madonna Grande sono del capitano Girolamo Miani, fatto prigioniero da Messier de la Palisse, quello dell'apalissiano epitaffio sulla sua tomba che dice «Era talmente valoroso che mezz'ora prima di morire era ancora vivo». Siamo durante la guerra di Cambrai e i francesi espugnarono il castello governato dal Miani, che secondo la leggenda venne liberato dalla Madonna dopo la sua conversione alla vita religiosa. Quello che rimane del fortilizio in questione, edificato nel 1376, è visitabile lungo la riva del Piave, deviando dalla Feltrina, mentre va ricordato che qui per secoli stazionava la dogana tra la Marca trevigiana e i territori del nord. Altro luogo da visitare, legato ad altre guerre passate su queste terre, è il cimitero militare germanico che guarda il Piave sulla sponda che venne più volte conquistata e perduta durante la Grande Guerra. Più in su, nel cimitero civile, è invece da visitare un monumento funebre, che è anche un'opera d'arte dell'architetto Carlo Scarpa. Sullo stile del mausoleo Brion, il progettista lo concepì in ricordo della suocera Francesca Rinaldo Lazzari, a testimoniare come non sempre i rapporti interfamiliari del genere sono burrascosi. Ma l'ultimo sguardo di questo viaggio a Quero lo lasciamo all'oratorio di San Valentino, in riva al Tegorzo, dove gli innamorati chiedono la grazia di una lunga vita coniugale e il 14 febbraio vengono distribuite le arance benedette in maniera davvero particolare. Vengono fatte rotolare lungo la strada e possono essere raccolte solo dai bambini, così da preservarli dal mal caduto, ovvero dall'epilessia.